Siamo qua all'Università di Messina il 26 aprile 2010, anniversario del disastro di Chernobyl, con il dottore Giuseppe Calogero, ha approfondito questa ricerca sulla realizzazione dei pannelli solari con essenze di frutta che insomma, ha prodotto un brevetto finalmente dell'Università di Messina. Sì, il brevetto è del CNR in collaborazione con il mio collega dottore Gaetano Di Marco. Intanto inizialmente parlerò di che cos'è il fotovoltaico organico di terza generazione, dopodiché andrò in dettaglio e spiegherò come noi utilizziamo i prodotti naturali, quelli tipici siciliani, in particolare per produrre energia solare, e infine cosa si può fare come applicazione preindustriale verso una possibile diffusione di questa tecnologia. Allora, noi parliamo di fotovoltaico organico di terza generazione, la sede delle ricerche è stata appunto l'Istituto dei Processi Chimico-Fisici, sede di Messina, in collaborazione ovviamente con alcune università quali l'Università di Ferrara, col professor Bignozzi, l'Università di Roma, in particolare il Polo Solare Organico con il professor Aldo Di Carlo, e infine qualche gruppo industriale come il gruppo Tozzi o anche il gruppo Daisol che ci ha fornito alcune attrezzature per passare a delle fasi un po' meno artigianali della nostra produzione. Come vedete il nostro istituto è all'interno di una vasta area boschiva, tra cui vediamo alberi e quant'altro, qui attorno crescono dei prodotti come fichi d'India o anche arance che abbiamo utilizzato per la nostra ricerca. La luce è energia, come è stato ampiamente detto nei precedenti interventi, e si può utilizzare sotto diverse forme. In particolare noi andiamo a utilizzare quella forma di luce che si trova tra i 400 e gli 800 nanometri, che è la luce visibile e che consente, lo studio e fa avvenire quelli che sono i processi fotochimici in generale. Processi cioè chimici che vengono attivati dall'energia luminosa. La Sicilia è una delle regioni più ricche di energia solare, come vediamo. In Europa, a parte l'Italia, abbiamo la Spagna che è abbastanza ricca di energia solare, la Germania è poco ricca di energia solare, nonostante ciò la Germania, come si è visto in passato, ha un maggiore sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, tra cui l'energia solare. Quindi in Italia attualmente si investe poco nell'energia solare, vediamo se noi riusciamo a sensibilizzare di più l'opinione per fare qualcosa in più. Intanto come funziona una cella con colorante sensibilizzatore o cella di Grazel? Qui uno schema abbastanza semplice, abbiamo un vetro reso conduttore con uno strato di ossido di stagno drogato con fluoro, su di esso viene messo una vernice che è il biossido di titanio, è la stessa che si trova nelle pitture o nei farmaci, nelle pillole, eccetera. Su di essa viene fatto assorbire un colorante che può essere di natura sia sintetica, quindi in laboratorio, basato per esempio su complessi di rutenio, o naturale o anche organica, e infine abbiamo l'elettrolita che è normalmente per la gente comune la tintura di iodio, quindi una miscela di iodio e ioduro, ed infine il controelettrodo che è costituito da sempre un vetro conduttore o si può usare anche dell'acciaio o dell'alluminio, rivestito da un catalizzatore che in genere è il platino. Tuttavia recentemente alcuni studi hanno permesso di utilizzare materiali diversi dal platino, come potrebbe essere l'oro o anche il carbone o derivati suoi come i nanotubi di carbonio, la grafite, il grafene, eccetera. Tutto questo viene collegato con un circuito elettrico a un carico esterno quale una lampadina e la luce funziona da pompa per far funzionare il tutto. Intanto abbiamo parlato di nanoparticelle, vediamo un attimo brevemente. Nanoparticelle, se noi partiamo da un essere umano, qualcosa 1000 volte più piccolo dell'essere umano è appunto una zanzara. L'occhio di una zanzara può essere considerato 1000 volte più piccolo del corpo stesso della zanzara, e qui andiamo nell'ordine dei micron. Qualcosa ancora 1000 volte più piccolo dell'occhio della zanzara è quello che noi andiamo a considerare il nanometro, e appunto quello che è il mondo nanoscopico delle nanoparticelle. Come funziona? Il principio fondamentale, noi possiamo giusto fare un gioco di calcio abbinato a questo sistema, e abbiamo appunto questo simpatico video ottenuto grazie all'Università di Messina. Su questo vediamo noi gli elettroni sono rappresentati dai palloni, il giocatore che appunto sta palleggiando il pallone rappresenta il colorante. Quando arriva l'energia solare si ha energia sufficiente per lanciare il pallone agli strati più alti e quindi a livello eccitato,
Lì abbiamo che il pallone stesso, quindi il nostro elettrone, viene buttato nel semiconduttore, quella che si chiama banda di conduzione del semiconduttore, raccolto, infine viene mandato nel circuito elettrico, fa funzionare il dispositivo, torna nel controelettrodo dove viene raccolto dal catalizzatore e inviato, diciamo, al nostro elettrolita, che è quello che lo rimanda di nuovo al colorante. Quindi noi abbiamo chiuso il circuito, come vediamo gli elettroni si muovono grazie alla pompa, che è appunto l'energia mandata dai raggi solari. È chiaro che è importante che l'energia che noi andiamo a mandare sia tale e sufficiente da far passare il nostro pallone dallo stato fondamentale del colorante allo stato eccitato, e quindi non tutte le energie luminose possono essere utilizzate. Appunto in questo caso il colorante è stato ritagliato in modo da consentire l'utilizzo dell'energia solare, e in particolare quella appunto fino agli 800 nanometri. Come viene costruito? Allora, in casa diciamo, il laboratorio può essere costruito appunto al fotoanodo, lo vediamo mostrato in foto, e poi abbiamo noi l'elettrolite, che è l'introiettore di duro, e infine i controelettrodi fatti di platino. Il fotoanodo viene, come vedete, steso con una maschera, infornato a alte temperature, e infine abbiamo noi che possiamo utilizzare il colorante artificiale, che appunto può avere varie gradazioni di colore a seconda del legante che utilizziamo. Per quanto riguarda il catodo, abbiamo visto che semplicemente si fa andando a depositare la soluzione di platino, un acido di platino, su un vetro conduttore e quindi riscaldarla in forno, oppure passando della grafite su di esso. Infine possiamo parlare di celle e di moduli. Le celle sono appunto dei dispositivi che vengono usati in laboratorio per ottimizzare le prestazioni delle celle. Una volta che si conseguono i risultati, si ottimizzano e si passa ai moduli. Per quanto riguarda i moduli più grandi, questi sono alcuni realizzati da alcune grosse società. Va bene, finiamo qui la prima parte. Poi c'è